Permesso di soggiorno! Permesso di soggiorno! Vogliono essere cittadini regolari, continuare a lavorare e vivere in un paese in cui sono considerati uomini e donne e non braccia. Nella giornata internazionale del rifugiato si sono ritrovati in via Nicolodi a Marghera, a 2 passi dall'ufficio immigrazione della Questura di Venezia. Le loro richieste partono dall'estensione a tutti i settori delle procedure di emersione e regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari. Si è molto mobilitata la comunità migrante del territorio e moltissimi sono i lavoratori in Fincantieri che saranno costretti a licenziarsi da un contratto a tempo indeterminato per stipulare un contratto falso come lavoro domestico, perché con i permessi temporanei almeno quello permette di ottenere un permesso di lavoro e di non ritrovarsi clandestini tra 2 mesi. Un documento che contiene gli 11 punti della piattaforma rivendicativa della campagna nazionale Siamo qui, sanatoria subito, viene consegnata al viceprefetto vicario di Venezia Sebastiano Cento. L'emersione e la regolarizzazione, dicono i manifestanti, rappresentano un argine allo sfruttamento dei lavoratori e una condizione di sicurezza per tutti. Qui il Comune di Venezia siamo, come immigrati siamo numerosi, più di 10.000, però senza permesso di soggiorno sarà sui 500-600. Siamo tanti qui con la famiglia che vivono da tanti anni, vedete anche un po' in scuola che siamo 25-30%, siamo solo noi, allora perché siamo venuti da tanto lontano, poi non è facile che torniamo dietro, allora noi siamo ormai integrati qui in questo paese, questa città, in Venezia, siamo veramente numerosi, comunità bengalese, allora il nostro futuro è qui.